c'è una situazione fuori controllo di fatto, in tema di sicurezza e degrado in città. Quello che è accaduto in queste ore è la dimostrazione che bisogna intervenire con il controllo del territorio e con il rafforzamento delle forze dell'ordine. E poi c'è un tema anche di legislazione nazionale sulla quale intervenire in maniera grave. Più controlli e un giro di vite a livello legislativo. Parola e musica di Francesco Rucco, l'ex sindaco di Vicenza che oggi, targato Fratelli d'Italia, affronta il tema della sicurezza in città e nell'occasione lancia una proposta per risolvere il problema delle baby gang, quei gruppetti di ragazzi che terrorizzano i coetanei, infastidiscono i passanti e con un atteggiamento strafottente, insolente e sfrontato commettono reati alla luce del sole. Bisogna sanzionare chi si comporta in questa maniera attraverso la revoca della cittadinanza, l'allontanamento dal paese e nel caso di minori o ragazzi di seconda generazione colpire i genitori che non intervengono educando i propri figli. E quindi se un genitore è un cittadino italiano verrà sanzionato civilmente, penalmente per una responsabilità rispetto al minore, se è straniero c'è anche la revoca della cittadinanza. Una proposta inedita, forte, che Francesco Rucco è pronto a portare all'attenzione dei parlamentari, a cominciare da quelli di Fratelli d'Italia. È un lavoro da fare assolutamente nei prossimi mesi con un nuovo disegno di legge. Allo stesso tempo però l'amministrazione non si può girare dall'altra parte, non può lavarsene le mani, deve intervenire, non basta dire è colpa del governo.